Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi ho il piacere di parlarvi di come è stato creato il mondo secondo gli insegnamenti cabalistici. A sostegno di quanto dirò, ho qui con me una antichissima edizione, antichissimissima, no, diciamo dei primi del Novecento, del Sefer Yetzirah, che è il testo, il libro della formazione. È un testo molto importante che spiega alcuni concetti, oggi però vedremo proprio i primi, perché insito nei loro messaggi, soprattutto i primi passi, c'è il grande segreto del tetragramma, che è poi il nome dei nomi per eccellenza, quello che possiamo pronunciare lettera per lettera, ed è Yod-He Vav-He. Vi ricordo che questo nome lo abbiamo già incontrato nell'arco dei nostri video, delle nostre condivisioni, quando nel metodo difensivo del pentagramma noi appunto tracciamo il primo pentagramma rivolti ad est, invocando proprio questo nome divino, Yod-He Vav-He. Dunque è fondamentale chiudere il cerchio e dare, diciamo così, qualche elemento in più di riflessione. Dal punto di vista cabalistico, il mondo, e per fare questo passaggio sarebbe opportuno che voi aveste accanto la Bibbia, aprendola alla Genesi. Infatti il testo inizia con in principio Elohim, egli gli dei, tradotto così in questa versione, dove appunto Elohim è stato spesso contestato e attribuito a più entità, proprio perché è un plurale, ma in questo caso si gioca un po' su un significato plurale in una parola singola. Dunque è come riconoscere che Dio è una coralità di essenze, alla cui base, sommità, diciamo così, vi è alla fine un'unica sorgente, un'unica fonte. E questo è identificato benissimo e chiaramente nell'albero della vita, perché in cima abbiamo l'En Sof Or, il regno dell'ineffabile, da cui discende la prima Sefira, che è la Keter, che è la prima manifestazione di elevatissime vibrazioni, al punto che l'essere umano difficilmente può giungere a quei livelli, e poi a cascata, insomma, si riversa in questi altri vasi che servono appunto a contenere. Dunque abbiamo un'unità che è pluralità. Ricordiamoci che l'insieme delle Sefirot continua a essere sempre l'uno, sempre la sorgente che però si manifesta. Dunque abbiamo appunto questo Elohim che è egli gli dei. È un concetto, come ho detto, molto sottile, non va assolutamente visto alla lettera, ma va visto proprio come quell'insieme di forze differenti che collaborano e coesistono, così come all'interno del nostro corpo collabora e coesiste l'intelligenza, la capacità di respirare, la forza fisica, la prontezza di riflessi, sono tutte qualità caratteristiche di un essere che è uno ed è la nostra persona. Dunque anche in questo caso noi dobbiamo considerare che questa pluralità si rifà comunque a un unico essere che, essendo perfetto, contiene in sé tutte le caratteristiche, e che queste singole caratteristiche, secondo la Cabala, sono le varie Sefirot. Abbiamo detto per esempio la compassione e l'amore può essere associato alla Chesed,
che è appunto la compassione, no? La sefira della compassione, così come il rigore e la forza può essere associato a Gevurah, che è appunto la sefira del rigore e della forza, e così via, la sefira dello splendore, della bellezza, il compimento. Sono tutte caratteristiche che in realtà sono tante piccole parti che collaborano tra loro e fanno la cosa una. Dunque, questo plurale va inteso come l'insieme delle facoltà che comunque appartengono all'uno, al Dio degli dei, egli, gli dei. L'essere degli esseri, il primo da cui poi è disceso tutto il resto. Aveva creato in principio ciò che costituisce l'esistenza dei cieli e della terra. Dunque qua c'è questa premessa, intanto si palesa questo essere che è egli, gli dei, cioè da solo è la coralità di tutte queste forze creatrici che collaborano tra di loro in modi diversi ed equilibrati, ed è anche l'essere degli esseri, essendo il primo da cui tutto è disceso, è il punto supremo, la luce delle luci e così via. Diciamo che la creazione, perché prendesse forma, aveva bisogno di un primo sdoppiamento, e cioè che in un certo senso da quell'entità prima ci deve essere un primo movimento, una prima azione attiva, ed è questa azione attiva che è riconducibile appunto a una potenza d'essere, che è una potenza contingente, cioè che fa parte del suo essere. E, dal momento che in quel momento esisteva soltanto l'oscurità come forza stringente e compressiva, questo moto di espansione crea, ecco, le basi del dualismo. Dunque, perché? In che senso? Questo primo moto fa sorgere la luce, cioè in questo momento questo essere supremo, fisso, immobile, che contiene tutto e che sta preparando tutto ciò che serve per la manifestazione del creato e delle sue creature, è soltanto appunto come se fosse un punto che contempla tutto, che raccoglie tutto. Cosa fa dunque per creare, per riuscire a muoversi? Deve creare il tempo, lo spazio, e lo crea in prima battuta con la luce. Infatti viene detto: luce fu, luce sarà e luce era stata. Dicendo così, cosa succede? Intanto, come ho detto, è questo punto, e in questo punto si parla di acque. Queste acque sono la manifestazione, l'immagine della passività universale delle cose. In un certo senso è la coscienza che riceve. Infatti l'acqua come elemento è associato alla coscienza, ma in questo momento è passivo, dunque è come se fosse inglobata nell'oscurità, perciò come prima cosa, essendo soltanto un potenziale, è necessario creare qualcosa che lo manifesti. Cosa è che manifesta se non la luce? La presenza di luce che, staccandosi, che essendo creata appunto come in prima battuta, è quello che illumina tutto il circondario, è quello che ci permette appunto di vedere e di separare luce e oscurità. Dunque ecco il germoglio del dualismo. In prima battuta si forma la luce e si separa appunto l'oscurità che precedeva questa situazione a questa nuova situazione che è diciamo, la prima manifestazione fenomenica che può essere registrata nel processo proprio della creazione. Proseguiremo poi con gli altri elementi. In questo momento abbiamo appunto la manifestazione di Yod, la prima lettera del tetragramma. Vi ringrazio intanto per avermi seguito fino qui
Continueremo questo interessantissimo discorso perché appunto conosciate i meccanismi e i significati più esoterici legati a questo. Intanto abbiamo appunto appreso della coscienza passiva ricettiva, abbiamo appreso la pluralità del nome divino e il perché è questa pluralità e ci aspetta molto altro. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qua, vi abbraccio e vi aspetto un grande saluto dalla vostra Hildegard.